Il costo è aumentato ma non graverà in bolletta. Nella seduta di ieri sera il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato la proposta di delibera propedeutica all'esame dello schema di bilancio di previsione 2017 che andrà in discussione il 28 dicembre. A dare il via libera al provvedimento è stata la sola maggioranza che sostiene il sindaco Firetto. La spesa che si riferisce alla gestione della raccolta dei rifiuti ha fatto un balzo in avanti di oltre 1,5 milioni di euro. Nessuna nuova rata andrà però ad appesantire la Tari, si affretta a precisare il capogruppo di Agrigento Cambia, Piero Vitellaro. L'onere in più è stato compensato con le economie legate all'avvio della differenziata, ma anche attraverso un gruzzoletto di 500.000 euro recuperato tra le pieghe del bilancio. La somma era stata accantonata, osserva ancora Vitellaro, per fronteggiare un contenzioso al TAR che ha avuto poi un epilogo positivo per il comune. Dunque un'operazione indolore per gli agrigentini, rileva Vitellaro, anche se, aggiungiamo noi, le 5 rate sono già più che sufficienti per poter parlare di stangata in piena regola per gli agrigentini. La sesta sarebbe risultata davvero indigesta, pesante e insopportabile. E intanto dai banchi dell'opposizione è partita una richiesta indirizzata all'ufficio di presidenza per la convocazione di una seduta di Aula Sollano aperta e straordinaria. Dal momento che il Consiglio da solo non riesce più ad essere uno strumento efficace, un interlocutore istituzionale proficuo rispetto alla Giunta Firetto, spiega William Giacalone di Forza Italia, vogliamo che a Palazzo dei Giganti si faccia sentire e vedere la città attraverso anche la presenza delle più alte autorità, come quella del prefetto Diomede e del cardinale Montenegro. In quella sede l'amministrazione dovrà confrontarsi sulla organizzazione e gestione della differenziata, che continua ad essere un crescendo di disagi e disservizi, conclude William Giacalone.